Questo pane è impastato, fatto di semola, impastato con l'acqua e sale e lievito madre che noi chiamiamo sovramento usadro. Questa sfoglia è fatta di semola, acqua e sale. Si usa anche per fare i sculigionesi, poi dai ritagli, dopo fatti i sculigionesi, si fanno i talarinos. Un piatto povero perché non c'è il condimento come i sculigionesi. Il sugo sempre fatto dei nostri pomodori con aglio, prezzemolo e basilico. Il pane della tradizione di Mara Calagonis, la pasta tipica locale e il pomodoro sono gli ingredienti della tradizione di un territorio che mette in mostra le sue eccellenze con la sagra dei Subani e Sadomata. Offriremo noi domani le lasagne fatte in casa, il pane fatto in casa, le bruschette con il pomodoro. Questo è il pomodoro tipico di Mara, conosciuto in tutto il Campidano per il suo colore, il suo sapore ed è venduto molto bene in tutta la Sardegna. Il pane e il pomodoro di Mara Calagonis saranno tutelati dal marchio a denominazione comunale DECO per valorizzare i prodotti agroalimentari del territorio. Iniziamo a dare questo marchio ad alcuni prodotti. Il primo intervento sarà fatto sul pomodoro marese, poi contiamo di farlo su tanti altri prodotti che abbiamo qui, che possono essere il pane, che possono essere anche l'olio, l'olive e tante altre cose che sono presenti nel territorio.